13 scuole partecipanti, dall'Istituto Caboto al Nautico, passando per il Memoria dei Morti per la Patria, il Liceo Marconi del Pino, il De Ambrosis Natta, il Davigo, il Liceti, il Luzzati, fino ad arrivare all'Enteforma, il Villaggio del Ragazzo, l'Accademia del Turismo e al Genelli Campus. Quasi 300 studenti coinvolti che nei 2 giorni di apertura hanno potuto conoscere al meglio l'offerta formativa del Tigullio. Sono i numeri del Saloncino dell'Orientamento, ospitato negli spazi dell'Auditorium San Francesco di Chiavari. È tutto un percorso che deve fare lo studente per effettivamente cercare il suo percorso nella vita. Questo è un saloncino che è propedeutico al grosso salone che si terrà il 12, 13, 14 novembre a Genova, al Porto Antico, che quest'anno è particolarmente nutrito. Tra novità e conferme, ogni scuola ha messo a disposizione dei ragazzi di terza media materiale illustrativo e spiegazioni sui corsi attivi o in partenza. A fare il suo debutto tra gli stand allestiti il nuovo Genelli Campus. C'è interesse, c'è curiosità soprattutto, c'è il desiderio di capire un po' quali sono le particolarità del liceo, poi tanti sono interessati dallo studio della lingua inglese e tanti un po' dalle conoscenze anche nuove che la società chiede, quali le conoscenze informatiche, quindi visto che il nostro liceo le propone entrambe, tanti ragazzi sono incuriositi. Per un'edizione che ha registrato una crescita nei numeri, già si pensa a quella del prossimo anno. Cercheremo di migliorare l'anno prossimo anche sulla questione dei ragazzi per vedere di riceverne di più facendo delle turnazioni diverse. Su questo ci stiamo lavorando perché altre scuole del comprensorio hanno chiesto di poter essere invitate e quindi vedremo come organizzarci.